Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo carichi, pieni di speranze per il futuro 1600 sempre più lontano. Allora, andiamo a giocare, io spero, perché perdo sempre per il tempo, però dice perché non giochi con l'incremento? Perché purtroppo a questo punteggio nessuno vuole giocare a 5 più 5, noi ci proviamo ma non troviamo mai avversari. Guarda che nessuno vuole giocare a 5 più 5. Vogliono giocare tutti, anzi no, come non detto, trovato subito. Allora oggi andiamo subito di gambettozzo, di quello bello cattivo, ma di quello proprio cattivissimo, ok. Il mio avversario sta pensando sempre tot secondi prima di ogni mossa, fateci caso, non vorrei stesse utilizzando un computer, perché mi fanno sempre, vedi, c'è sempre lo stesso tipologia di pensiero. Ok, allora adesso tu vuoi spingere qui, mi sembra ovvio, quindi devo spingerti io qui. Che tu potresti spingere lo stesso e succederà un casino, non so ancora dirti cosa, ma succederà un casino dopo questa spinta. Ok, se tu catturi, catturo di cavallo ovviamente. Esattamente. Se tu catturi di cavallo ti faccio il pre-move di alfiere, cavallo F6, mi aspetto, il che devo rientrare con l'alfiere in C2, non in D3 perché da D3 ostacola il controllo sul pedone centrale. Ok, adesso prima di fare qualsiasi cosa arrocco anch'io. Dopodiché ho un alfiere G5 molto fastidioso, che posso farlo appena possibile, e con anche donna D3, con l'idea di mattare su H7 non è male. C5 è fastidiosa, C5 è fastidiosa, fastidiosetta. Fastidiosetta perché mi rompe un po' le scatole. Questo non penso te lo catturerò mai. Facciamo così. Intanto ti gioco alfiere G5. Così. E se ora tu mi catturi, io potrei... E se faccio ora donna qui? Come la vedi? Come la vedi? Se catturo, tac, la mia donna è protetta dal cavallo, non ci sono problemi. Posso catturare addirittura di donna. Vediamo se ci sono cose strane con doppia pressione qui. Dopo che ho catturato il donna, lui dovrà andare con l'alfiere qui. Ci sono le donne che si guardano. La mia donna potrà andare in H4. Cattura, matto. Mamma mia, che cosa vede? Che cosa vede? Che cosa vede? Ormai il mio avversario può solo pregare in aramaico antico, ormai è andata. Però aspetta, su alfiere 7, donna qui H6. La questione è che su H6, se mi ritiro alla fine, se sacrificio, se sacrifico su H6, pedone per H6, donna per H6, c'ho anche l'entrata di cavallo, secondo me funziona. Ragazzi, attenzione, sto per vedere cose che voi umani... Fischer sarebbe fiero di me. Fammi H6, ti prego, fammi H6. Si indebolisce ulteriormente. Adesso dobbiamo capire come punire questa indevoluta. Perché al giocarti subito alfiere H6 ti do una mano perché ti creo anche una casa di fuga in futuro per il re. Quindi prima di fartela posso giocarti torre qui che va qui, che va qui. Oppure alfiere qui subito non mi convince, anche perché ho la scoperta di questo tipo. Ok, allora quell'alfiere lì sta bene lì. È il momento di portare questa torre, dato che sull'ala di donna non succederà nulla. Sposterà la donna su C7. No, se sposta la donna la perde il pezzo. Quindi devi giocare per forza alfiere di 7.
Su alfiere di 7 posso sacrificare? Alfiere di 7 sacrifico, potrei sacrificare. Donna qui, tac, tac, però forse c'è di meglio. Alfiere di 7, cavallo in E5. Attenzione, attenzione, mi sta dando in pasto questo cavallo perché c'è qualcosa che non vedo. C'è qualcosa che non vedo. Scusa, ti pappo il cavallo. Ok, adesso pappo col cavallo, H6, cavallo F3. In teoria sto bene. Potrei pappare anche con la regina, però almeno così gli faccio muovere questo pedone e credo che per me sia cosa buona e giusta. Sì, ho giudicato, va bene. Ora il cambio di donne mi sta anche bene. Chi è che mi chiama al telefono a quest'ora? Dopo guardo. Attenzione, attenzione, il mio avversario è irriducibile, segue, credo, il matto fra poche mosse. Il mio avversario che viene dall'Algeria, qui vicino casa, diciamo. Non so che cosa può fare per salvarsi, perché non appena prova a spingere questo pedone cade anche questo. Portare... non lo so se ti sei salvato con questa mossa, sai? Non penso, anche perché dopo che ho messo cavallo qui questa manovra è sempre più forte. Niente, ha abbandonato. Come giusto che sia, come giusto che sia. Ottima, ottima partita. Mi sono gasato, non so voi ragazzi, io poi mi gaso con poco, però insomma bella, bella. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Bella, bella. Giochiamo qui neri questa volta. Vado di E4 e 5 che secondo me rimane una delle difese più forti contro E4 e su cavallo F3, cavallo C6 e... ok, quando giocano subito alfiere C4, col fatto che non ti attaccano subito qui, bisogna uscire con alfiere, col cavallo F6. Ricordatevi, questa è la mossa migliore con la partita d'alfiere, la chiamano questa, perché mettete subito pressione. Attenzione, attenzione, abbiamo un matto del barbiere, impossibile arrivo, un possibile arrivo del matto del barbiere su F7 da parte di ucraino. Marcus Aurelius, Marco Aurelio. Ok, allora facciamo quelli che giocano abbastanza normali, tipo così. Mi sviluppo normalmente, C3 D4 potrebbe rompermi le scatole secondo me, però io ho 3 attaccanti su questo punto, quindi tac 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 dovrebbe andarmi bene. Cosa mi aspetto da questa posizione? D3, ok, penso che H6 sia abbastanza obbligata. Cioè, obbligata no, perché poi posso sempre ritornare, però la facciamo quelli che la fanno, facciamo quelli che la giocano. Partita tranquilla, forse c'è un modo migliore per punire questo barbiere non pervenuto, però adesso ce la arrocchiamo, qui ricordiamoci che c'è questo punto, ok, non so cosa tu voglia fare. Penso che tu voglia spingere G4, dopodiché l'attacco diventa molto forte, quindi devo aprire questo alfiere assolutamente, proprio senza pensarci su 2 volte, per fermarti questo attacco. Ok, donna qui, vuoi sacrificare il tuo alfiere qui, a questo punto ci sono varie solution. C'è re qui, che è una soluzione. Re qui, oppure forse cavallo in H5 è addirittura meglio. Cavallo in H5 perché se vieni qui io poi che faccio? Che faccio su cavallo H5?
cavallo H5, tu vieni qui e io sono costretto a ritornare qua. Facciamola. Ovviamente minaccio la donna e straproteggo anche a questo punto, ma c'è la minaccia di donna. Sì, c'era questa possibile che non ho visto. Ovviamente bella questa, non posso catturare la donna. Interessante. Sto per perdere il cavallo praticamente, o l'ho già perso e non lo so. Ok, c'è donna qui con l'idea di attaccare qui se mi cattura il cavallo, ma non penso di avere grande iniziativa. Brutta, posso minacciargli l'alfiere. E quindi chiudergli la diagonale. O posso andare all'attacco anche della sua torre. Penso che farò un po' tutte, la somma di tutte queste mosse farò. Faccio questa, che va fatta. Adesso lui prenderà provvedimenti, presumo, tipo re qui. Perderà anche questo pawn, spingerò tutto. Non è carina al 100% la mia posizione, anzi, tra l'altro lui c'è ancora 5 minuti, io ho la metà del tempo. È una posizione infame. È una posizione tanto infame. Mamma mia, quante robe brutte che possono capitare in questa situazione. Il fatto che lui abbia sempre la donna inchiodata mi tranquillizza. Diciamo che questa l'ha vista da Alessio, dai. Questa partita la sta copiando dalle inchiodature di Alessio, perché dai, non può 1500 inventarsi queste cose. Su, fate i bravi, giocate in base al vostro livello. Non so cosa aspettarmi, eccolo. Sai che me la sentivo questa cavolo di mossa? Si minaccia il matto qui. Devo stradifendermi non bene di più. Devo fare donna qui, probabilmente. Probabilmente donna qui. Mamma mia, che brutta storia. Però finché c'è il cavallo qui. Se faccio qui la cattura qui non mi frega nulla. Se faccio qui così sembra essere interessante, perché adesso c'ha 3 pezzi sotto minaccia. L'alfiere, la donna e quest'altro alfiere. Ovviamente può prendersi il cavallo e io mi posso pappare l'alfiere. E poi c'ho anche questa. E poi prima o poi c'ho anche questa. Quindi forse si è ribaltata la situazione, ragazzi. Forse me ne sto uscendo da questo attacco. Forse ce la posso fare. Ok. Mi hai dato l'alfiere. E io non ti posso ancora catturare la donna, giustamente. Mi hai dato l'alfiere. Se io ti prendo l'alfiere... Allora, io ho fatto così, tu hai giocato così. Se io faccio così, tu fai così. Io posso fare così. Posizione complicata. Ma se facciamo una bella cosa, tu hai fatto così, giusto, no? Ok. E se adesso io ti mangio con la donna e ci sorprendo al 100%? Ti mangio con la donna, ovviamente se mi mangi ti mangio la donna. Penso che tu con la donna mi mangerai il cavallo. A questo punto rientro per dare supporto ai miei pezzi. Rientro qui, forse qui è un po' meglio come entrata. No, perché ho il cavallo che mi fa robe così. Qui, donna in D3. Donna D3, subito, subito, subito. Ho bisogno di tempo. Ho bisogno di tempo, adesso questo alfiere se ne deve andare a fare, se deve andare. Dai che c'è questa che perde l'arrocco, che la devo fare prima o poi, questa qui la devo fare. Questo alfiere, sacrifici non ce ne sono, a meno che questo alfiere potrebbe ritirarsi o semplicemente potrebbe arroccare. Eccolo, te pareva che non faceva robe strane. Mamma mia, che spina nel fianco che è questo avversario. Attenzione, manovra di torre per mattare. Possiamo mangiare la torre.
semplicemente. Sviste, sviste stratosferiche, cavalli, sviste stratosferiche, attenzione ragazzi, attenzione, giochiamocela bene, eccolo, eccolo, mamma mia che brutta sta situazione qua, non mi piace mica, sai, io voglio cambiarti la donna, non posso, perdo qui. Che brutte situazioni, ragazzi, che brutte situazioni. Torniamo qui, va bene. Ho deciso che va bene. Torniamo qui, ok, adesso, beh, ti becchi un po' la mia donna, che ti romperà le scatole. Ok, puoi farmi qualche scacco, io scappo. Scappo toda la vita proprio, toda la vita, e poi non appena possibile ti chiedo un cambio delle donne. Tipo così. Tipo così. Ok, pronto a cadere anche questo punto, importante. Si apre anche la mia torre. Va bene, non ce ne frega una mazza. Torniamo indietro. C'ho questa che diventa forte. Minaccia su donna. Non è un problema, credo. Vengo qui. Ah, aspetta, c'è questa. Che non è un problema comunque neanche questa. Vengo qua. Su questa centralizzo la torre e sto meglio ancora. Mamma mia che partita complicata. Adesso c'ho donna qui con minaccia poi qui non appena toglie il cavallo. Quindi io spero che la faccia con la mossa di cavallo. Così gioco subito donna qua. Donna qua con minaccia doppia con l'alfiere qui. Esatto. Posso farti subito questa. Anzi, posso mangiarti la torre. Ok, ti mangio la torre. E poi ti faccio questa. Ok, c'ho tanto vantaggio di materiale, ho un più 11 attualmente, ma la sua posizione è piena di controgiochi. Questi cavalli sono maledettamente forti, quindi devo sbarazzarmi assolutamente o riuscire a chiuderlo in qualche modo. Mamma mia, che paura questi cavalli, che paura. Scacco, prendiamo in mano un po' la situazione. Torre qui, apriamo. Io ho paura di perdere da un momento all'altro, ve lo sto dicendo che accadrà così. Questa mi sembra orco Giuda, dico solo questo. Ok, alfiere, tu stai bene lì o vuoi andare da un'altra parte, tipo qui per esempio? 20 secondi, la paura aumenta ragazzi, tanta paura, mai avuto. Potrei cambiare un attore per un cavallo, non vedo l'ora di farlo. Oppure andare con questo cavallo qui minacciando sia il cambio di questo cavallo, eccola. Ok. Va bene, c'è qualcosa che non vedo. No, che pirla, con l'alfiere devo andare. Che pirla! Ah, va bene. Non facciamoci prendere dal panico, Cristian. Non è successo niente. Adesso giochiamo così. Questo cavallo viene qua, eccolo. Questo cavallo bravissimo. È interessantissimo. Viene qua. No, me l'ha fatta. Non ci posso credere. Non ci posso credere, che culo infinito. Ah, aiuto. Non ci posso credere, è riuscito. No, non ci credo, non ci sto. Io non ci sto.
Dai, 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 non puoi avere così fortuna, come la chiamano in gergo. Assurdo. Sta roba qui ha dell'assurdo. Ha dell'assurdo tutta questa faccenda. Tutta questa faccenda veramente ha dell'assurdo. Torri, fatevi valere una volta per tutte. Fate quelle che sono, che sanno il fatto loro. Ah, ragazzi, che situation precaria. Una situation molto precaria. Una situation che non si vedeva dagli anni dei tempi, della notte dei tempi. Boh, sto giocando completamente a caso, ve lo dico completamente a caso. Non vedo robe, non vedo modi per contrattaccare, fare robe interessanti, niente di niente. C'è una sua donna qui che inizia a essere molto interessante. Eccola lì. Come non detto. Ok. Ti posso intrappolare tipo in qualche modo, con scacchi, robe varie. Ok. Vediamo di non prendere dei doppi che possono far male alla situazione. Scacco qui. Ragazzi, se vinco questa, giuro che festeggiamo champagne, robe varie. Ma la vedo dura. La vedo dura perché è una posizione così del Kaiser. Allora mi accontento anche di una patta per ripetizione. Te lo dico, mi accontento della patta in questa posizione. Mamma mia. Giochiamo così, un po' attivi, va? Scacco, cattura qui. Scacco, mi sposto, scacco di pedone. Tac, scacco, no, c'è l'alfiere. Attenzione che qui ci sono le scoperte, eh? Qui ci sono le scoperte sulla torre. Esattamente, proprio come intendevo dire. Sta torre deve tenere un po' di situazioni, la sesta traversa che non è male. Ok, ora scacco, sì, ci può stare. Va bene. Va bene, va bene. Ora c'ho un pedone passato, ragazzi. Non l'ha vista! Ah, non l'ha vista, ammazzati! So che non è per nulla sportivo, ma... Ah! Devi morire, Marcus Aurelius, devi morire. Ragazzi, basta. Vado, adesso tolgo le scarpe, vado a piedi. Mamma mia, aiuto, aiuto, che sudata, che sudata, che sudata, che sudata. 1572 punti, ragazzi. Ci avviciniamo ai 1600, ma che sudata, non si può sudare così, ragazzi. Ho bisogno del vostro sostegno. A presto. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!